Ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Antonino, apri la linea. Grazie caro Simone, grazie cara Natalia, buon lunedì, buona settimana a voi. Permettete a Alfonso Signorini l'imbarbarimento di Zoom, signore e signori, amiche e amici miei, ma tanto dopo tutti questi anni sarebbe dovuto succedere che qualcosa per osmosi trafilasse anche dentro questa trasmissione da quella dei Barbari Eleganti. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1104 di oggi, lunedì 22 di dicembre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, 0292947222, quando lo dirò io, se avete voglia di intervenire per telefono. Dall'ANSA stasera apprendiamo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 5 provvedimenti di grazia. Ecco chi ha beneficiato del potere appunto di concedere
le grazie da parte del Presidente della Repubblica, 3 italiani e 2 stranieri, Zeneli Bardil che evase dai domiciliari, Franco Cioni che ha ucciso la moglie malata terminale, Alessandro Ciappei condannato per truffa, Gabriele Spezzuti per droga. C'è anche Allah Abdelkarim, giovane ex calciatore, scafista per sbaglio, vedremo poi chi sono. Noi adesso però alle 18 minuti e 29 secondi abbiamo già lui, implacabile come sempre, niente po' di meno che egli, Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi, che arriva ancora una volta con il suo diritto e rovescio. Andate pure ragazzi. In attesa che la Rai mandi in onda in una serie gli stupendi film del regista iraniano Jafar Panahi, cosa che peraltro non avverrà mai, vi consiglio di andare a vedere il suo ultimo film che è in proiezione nelle sale. Il titolo è Un semplice incidente. Dell'Iran così come esso è oggi si capisce la sua sostanza più con questi film che non con generiche articolesse che ci propongono molti giornali. La storia è semplice, una famigliola iraniana composta da papà, mamma, un figlio piccolo e uno in attesa di vedere la luce, subisce un incidente d'auto di notte. Il padre si rivolge a un'auto-officina dove però il meccanico si accorge dal cigolio della gamba del cliente che si tratta di un suo feroce torturatore in carcere che agiva mascherato. Lo blocca e decide di seppellirlo vivo nel deserto per vendetta. Ma di fronte alle difese disperate di quest'ultimo che dice di essere un semplice cittadino con una protesi alla gamba, il meccanico sospende l'esecuzione e si rivolge ad altri torturati suoi amici per essere certo. Dalla vicenda si capisce come il veleno dei mullah sia penetrato in profondità nella società iraniana, devastandola forse irrimediabilmente. Ma non è detto, perché nel groviglio di odio Panahi semina qualche sprizzo di speranza. Qui Parlamento. E molto velocemente dal diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi al Qui Parlamento, stasera con noi il senatore Marco Dreosto. Buonasera senatore, bentornato. Buonasera, grazie dell'invito, un caro saluto a tutti gli amici di Radio Libertà. Grazie. Allora, senatore, in queste giornate in cui non si fa altro che parlare di finanziaria, però lei sta lavorando in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, che è un tema quanto mai attuale in questo paese. Cosa c'è di nuovo? Ma innanzitutto la ringrazio della domanda e del tema che è di grandissima attualità. Io sono vicepresidente della commissione d'inchiesta che si occupa proprio delle condizioni di lavoro e della sicurezza sul lavoro e le novità importanti in un momento storico in cui purtroppo abbiamo ancora troppi infortuni ma anche tanti decessi sui posti di lavoro sono l'introduzione attraverso una legge che è la legge 159 approvata in forma definitiva la scorsa settimana alla Camera di alcuni strumenti, alcune iniziative importanti che danno non solo risposte alle aziende, non solo risposte al sistema dei controlli, ma anche e soprattutto risposte ai lavoratori che sono coloro sui quali ricade purtroppo molto spesso la conseguenza dell'infortunio, addirittura della morte. Questa è una norma che sostanzialmente è volta soprattutto ad incentivare, io dico, la prevenzione, ma anche ad utilizzare nuovi strumenti anche digitali e oltre che evidentemente importantissimo perché ci teniamo delle semplificazioni operative affinché appunto le aziende, le grandi aziende, ma soprattutto anche le piccole e medie aziende possano mettere in atto tutti quegli strumenti di prevenzione che in qualche maniera vengano incontro a quello che è un rischio che, come dicevo, è estremamente attuale. Le dico, noi ogni settimana al Senato, il martedì, facciamo il drammatico elenco di quelli che sono i morti sul lavoro della settimana precedente ed è una cosa assolutamente grave,
insostenibile e a cui dobbiamo, con la responsabilità politica e legislativa che abbiamo, cercare di dover mettere rimedio. Come dicevo, ci sono tanti punti toccati in questo documento, alcuni dei quali sono legati a quello che è l'aspetto di formazione delle persone, perché sappiamo benissimo che una persona, prima di iniziare qualsiasi tipo di attività, deve essere formata affinché prima di tutto sia garantita la sua sicurezza. E quindi qui si mettono anche a disposizione delle risorse per dare proprio degli strumenti ulteriormente ampliati alle aziende, alle attività produttive, ma anche alle piccole imprese, perché possano migliorare questi aspetti formativi. Abbiamo anche iniziative legate poi evidentemente a quelli che sono i controlli. Molto spesso noi facciamo le norme, noi pretendiamo che si applichino le procedure, alcune volte purtroppo e non sempre e non dappertutto vengono applicate, per cui abbiamo messo risorse anche per dare la disponibilità agli enti preposti, non di essere punitivi e di cercare in qualche maniera di mettere in difficoltà chi produce, ma affinché il controllo possa essere anche propedeutico poi alla prevenzione. Queste sono una sintesi delle iniziative importanti che sono contenute in questa nuova norma, dove abbiamo voluto introdurre anche delle borse di studio, tra l'altro per i superstiti di quelli che sono i sopravvissuti per gli infortuni sul lavoro, avendo cura appunto di trattare un po' tutte quelle che sono le casistiche, quindi dalla prevenzione al controllo fino addirittura alle incentivazioni, che introducono, tra l'altro, me lo dimenticavo, un concetto importante, soprattutto per i giovani che sono, diciamo, in praticantato, quindi quelli che iniziano la loro attività ma di fatto non sono ancora lavoratori dipendenti. Abbiamo per esempio inserito, oltre che ovviamente tutti gli aspetti formativi, anche l'assicurazione obbligatoria degli infortuni per il tragitto che li porta dall'abitazione fino al luogo di lavoro, cosa che oggi non c'era. In sostanza una serie di norme semplici, perché non abbiamo voluto mettere cose particolarmente complicate, anzi si tratta soprattutto di una semplificazione, ma efficaci ad ottenere un risultato, che è quello di diminuire i morti sul lavoro, diminuire gli infortuni sul lavoro. E questa mi sembra la cosa più importante. Senatore, però in effetti uno sente anche le ultime notizie, il governo ci saranno delle nuove assunzioni di ispettori del lavoro. Ma secondo lei, no, dal lavoro che lei fa in commissione, in questo benedetto paese c'è o no una cultura della sicurezza? Glielo dico all'americana, il famoso motto safety first, no, che c'è nelle officine, nelle fabbriche in America, dice prima la sicurezza. In Italia c'è o no? O più che altro le norme vengono viste quasi come una seccatura da dover rispettare, ma vabbè, cerchiamo di tenerle lasche perché non abbiamo molto tempo e poi succedono gli incidenti. Ma io penso, guardi, che lei ha centrato uno dei fatti importanti. Noi dobbiamo certamente pretendere che le aziende, le attività produttive, gli imprenditori attuino tutte quelle che sono le procedure, però poi abbiamo un altro elemento importante, che è quello praticamente che i lavoratori debbono attenervisi. E guardi, le do un dato: la maggior parte degli infortuni, la maggior parte delle morti ce le abbiamo in due casistiche. Ce le abbiamo nei giovanissimi, che quindi sono quelli che si sono appena inseriti nel mondo del lavoro, e qui è evidente che probabilmente non c'è sufficiente preparazione e su questo dobbiamo lavorare. E poi l'altro dato drammatico è che praticamente abbiamo molte morti, molti infortuni in persone che hanno 55, 58, 60, 65 anni. E in Italia siamo molto bravi a saper fare, e molto spesso l'ho sempre fatto in questo modo, fa sottovalutare il rischio che evidentemente c'è sempre dietro l'angolo, e per questo motivo noi dobbiamo attuare non solo norme punitive, come dicevo prima, regolamenti, ma soprattutto cercare di cambiare quel modello culturale all'interno di tutti, sicuramente delle aziende, ma anche dei lavoratori, affinché ci sia una priorità: salvaguardare la propria vita. E per salvaguardare la propria vita bisogna tenersi la procedura, bisogna applicare le norme, bisogna indossare le dotazioni di sicurezza, e bisogna farlo anche se si è
esperti, anche se si è sempre fatto in un certo modo, perché basta una volta che capiti in modo sbagliato la procedura che abbiamo sempre fatto e rischiamo davvero di perdere la vita. Sicuramente. Senta, per concludere, quali saranno ora i suoi prossimi impegni finanziari a parte? Allora, guardi, ovviamente? io sono uscito in questo momento dall'aula dove è in atto la discussione generale per l'approvazione del bilancio dello Stato. Io sono componente della Commissione Bilancio, quindi negli ultimi 15 giorni abbiamo lavorato in maniera intensissima per portare a casa un risultato che, guardi, per noi è straordinario, importante. Ovviamente le opposizioni fanno la loro parte, ma come abbiamo visto oggi in aula alcuni non hanno neanche letto la legge di bilancio, ma noi riteniamo invece che importanti emendamenti che abbiamo inserito come Lega, ma anche l'avere difeso ad esempio quella che è la penalizzazione per il riscatto delle lauree, piuttosto che avere confermato la volontà di non allungare l'età pensionabile, sono quelle battaglie storiche della Lega che noi portiamo avanti perché, guardi, l'ho detto in aula, noi siamo certamente la Lega di governo, leale, responsabile, ma è anche collaborativa. Ma, e lo sottolineo, ma non rinunceremo mai ad essere quel movimento di lotta, di sindacato, di territorio. E questo per noi è fondamentale. Benissimo, allora io le auguro buon lavoro e, come dice la nostra Anna Cisint, buon Santo Natale, senatore. Tanti auguri, buon Santo Natale anche a tutti i nostri ascoltatori di Radio Libertà. Grazie. Adesso sigla e poi ci ritroviamo con i Free Band All Right Now del 1970. Tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, noi sono numero chiuso. Letizia €59, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare un regalo al Sordo Tour, perché il Sordo Tour voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto, fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, sei quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. She stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey.
tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, Lord above. Now you're trying to trick me in love. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right now. Antonino di Nuova Telalinea. Grazie Simone, ed erano i Free Band, All Right Now, 1970, alle 18:35 minuti e 42 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1104, signore e signori, di oggi, lunedì 22 di dicembre dell'anno del Signore 2025. Peraltro domani sera prenderemo brevemente congedo da voi, perché 24 e 25 non saremo in onda. Torneremo il 26 alle 10:30 del mattino, subito dopo l'immenso Sammy Varin con la sua rassegna stampa, dalle 10:30 alle 12:30, io, Lorenzo Viviani, e il nostro speciale natalizio che abbiamo preparato appositamente per voi, molto bene, ordunque. Il telefono è aperto, 02 9294 7222, se volete essere dei nostri, oppure se ci volete scrivere 340 670 9659. Andiamo a vedere le ultime news. Intanto vi dico dall'ADN Cronos la notizia d'apertura: Milano, quindicenne rapinato e sequestrato in corso Buenos Aires, arrestati 4 giovanissimi. Lo hanno anche costretto a chiamare il padre per fargli ricaricare la carta prepagata. Non so voi, io comincio a pensare che la legislazione minorile debba essere rivista abbondantemente, perché è chiaro che qui ormai c'è troppa gente che si sviluppa troppo presto e delinque troppo presto. State un po' a sentire cosa dice l'ADN Cronos. Rapinano quindicenne in strada, poi lo sequestrano per un'ora, in attesa che il padre gli ricarichi la carta di credito prepagata, altrimenti lo uccidiamo. È successo ieri sera a Milano, Corso Buenos Aires, preciso per chi non è di Milano, Corso Buenos Aires pieno centro. Cioè non stiamo parlando di un quartiere periferico tra il Lusco e il Brusco, stiamo parlando di pieno centro. La vittima è un ragazzino di 15 anni che era in giro con gli amici. A un certo punto è stato avvicinato da 3 ragazzi e una ragazza, 3 minorenni e un maggiorenne, tutti con precedenti. Prima lo hanno minacciato con violenza per farsi consegnare giubbotto, maglione e scarpe di marca, oltre cellulare e portafogli. Una volta che si sono accorti che all'interno c'era una carta di credito prepagata, hanno costretto il ragazzino ad andare a uno sportello bancomat a prelevare, nonostante lui continuasse a ripetere che era vuota. Appurato che non c'era denaro a disposizione, l'hanno obbligato a chiamare il padre. Se non gli ricarichi la prepagata lo uccidiamo. Le minacce ricevute al telefono dell'uomo che ha allertato il 112. Le pattuglie dei carabinieri sono arrivate sul posto pochi istanti dopo che i 4 rapinatori si erano allontanati in direzioni diverse, ma sono riusciti a bloccarli tutti. L'unico maggiorenne è un 20enne tunisino, insieme a lui un 16enne marocchino, un 17enne siriano, una ragazza di 15 anni.
Scommettiamo che scopriremo che il siriano, per esempio, è un rifugiato che ha avuto l'accoglienza, eccetera, eccetera. Sono stati arrestati per rapina, tentata estorsione, sequestro di persona. Uno di loro risponde anche di resistenza pubblica ufficiale, perché impugnando una bottiglia di vetro ha minacciato i carabinieri. Sono stati portati rispettivamente al carcere di San Vittore e al Beccaria. La vittima, terrorizzata, è stata affidata al padre, non ha avuto bisogno del soccorso sanitario. Ora mi raccomando, li affidiamo a qualche prete sociale che farà loro una bella ramanzina, dopodiché ci diranno che hanno fondamentalmente compreso il dolore arrecato alla vittima e quindi un percorso riparativo, e Samarancio l'autobus, dopodiché vedrete che torneremo a leggere qualche notiziola di questo genere. Le 18:39 minuti e 30 secondi, mi spiace dire queste cose, però il concetto è molto semplice. Quando vai in un paese che non è il tuo, rispetta le regole. Basta. Non è fascismo, non è razzismo, non è niente. Vi voglio raccontare una cosa. Oggi sono andato a fare alcune commissioni all'ufficio postale. Arrivo all'ufficio postale e trovo una fila infinita e indefinita. Vabbè. A un certo punto c'erano solo 2 sportelli che di fatto funzionavano perché l'altro era impegnato in una consulenza. A un certo punto la solita coppia, sempre lui, sempre lei che non parla una parola di italiano, lui che fa il traduttore e si relaziona con l'impiegata. L'impiegata dall'accento mi sembrava siciliana della zona di Catania, così a orecchio mi è sembrato di riconoscerla. Allora io ho dovuto assistere all'ennesimo siparietto, ma tenetevi forte. Lei deve fare passaporto. E l'altra, passaporto per che cosa? Che cittadinanza? Italiana. Az. Discussione sulle fotografie da mettere nel passaporto. E c'è il velo non è cosa, perché in Italia non si possono fare le foto col velo. Io sono andato a comune mi ha detto che fotografia così va bene. Ma qua sono le poste, insomma, ve la faccio breve. Discussione varia ed eventuale, lei che prende il manuale scopre che la fotografia va bene se il velo è messo per motivi religiosi. Allora possiamo mettere le fotografie. Qua, là, questo e quest'altro. C'è il marito, per una che in teoria è cittadina italiana, come me, come te che mi stai ascoltando, come tutte le donne che stanno ascoltando questa trasmissione, il marito faceva da traduttore per una che in teoria, no? Venuta probabilmente dal Pakistan, perché qua in zona c'è una forte comunità pakistana, la signora, quindi, essendo un'italiana, dovrebbe sapere l'italiano, dovrebbe quantomeno capirlo. Bene, pensate un po', al momento di firmare il documento, quando l'impiegata ha detto firma qua, quella non ha capito firma qua, gliel'ha dovuto dire in inglese il marito. Ribadisco, passaporto italiano, passaporto della Repubblica Italiana. Allora, dove vogliamo andare? Cioè, come hanno fatto a dare la cittadinanza italiana a una signora che, torno a ripetere, nell'ufficio postale in Italia ha bisogno del marito che fa da traduttore perché non capisce nemmeno quello che le dice l'impiegata quando le dice firma qua. Qualcuno me lo deve spiegare. Come hanno fatto a darle la cittadinanza? Però noi dobbiamo accogliere, certo, chiaramente. Ecco, vorrei anche chiedere alle femministe in ascolto, questo è patriarcato o no? Perché immagino che per avere la cittadinanza la signora abbia avuto un periodo di residenza di 7-8 anni, 10 anni, quanti ci vogliono per avere la cittadinanza italiana. E questa in tutto questo tempo non ha imparato a spiccicare una parola di italiano. Però, ladies and gentlemen, il patriarcato è sempre bianco, maschio e possibilmente cattolico. Lorenzo da Como mi scrive al 340-670-9659. Ciao Antonino, se un tredicenne può decidere sul proprio sesso, allora alla propria età può essere perseguito penalmente. Si chiama emancipazione. Buona serata e già che ci siamo, buon Natale a te e a tutti voi di Radio Libertà. Non vedo errori, Lorenzo, non fa assolutamente una piega. Appunto, mi sembra che qui a una certa età, a 13 anni, tutti i diritti, soprattutto il sesso.
perché la mania proprio, questi qui sono proprio fissati col sesso a sinistra. Alessandro Manzoni già negli anni 1820-1830 scriveva con un certo imbarazzo: si parla troppo d'amore. Ecco, questi qui non fanno altro, DDL Zan e il sesso qua e l'educazione là e l'altra cosa là è. Però poi quando si tratta di dire va bene, allora se fai una minchiata vai in galera, no, sono minorenni, per carità, non sia mai quella. Il sesso sì, la galera no. Bene, vabbè, qui ormai troppi diritti, pochi doveri. Il diritto è sempre pagato da un dovere, ma mi sembra che questo concetto non venga molto ricordato e non venga molto rispettato. Vediamo chi sono i 5 graziati dal Presidente della Repubblica. Olè, secondo l'articolo 87,11 della nostra Costituzione. I graziati sono Zenelli Bardli, Franco Cioni, Alessandro Ciappei, Gabriele Spezzuti, Haman Abdelkarim Allaef. Vediamo, Zenelli Bardil, classe 1962, condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari, scrive la DN Cronos. Nel concedere la grazia per l'intera pena oggetto della condanna, il Presidente della Repubblica ha tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dal magistrato di sorveglianza e dal procuratore generale, che hanno evidenziato come il fatto per cui l'imputato venne condannato, essersi allontanato dall'abitazione dove si trovava sottoposto all'obbligo di dimora. Questo non integra la fattispecie di evasione e quindi non costituisce reato, si legge nel comunicato del Quirinale. Ancora, Franco Cioni, classe 1948, condanna a 6 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione per il delitto di omicidio volontario della moglie affetta da malattia in stato terminale con la quale era sentimentalmente legato da 50 anni, commesso nell'aprile del 21. Nel concedere la grazia che ha estinto l'intera pena detentiva ancora da espiare, pari ad anni 5 e mesi 6 di reclusione, il Capo dello Stato ha tenuto conto dei pareri favorevoli formulati dal Procuratore Generale e dal Magistrato di sorveglianza, delle condizioni di salute del condannato, dell'intervenuto perdono da parte della sorella della vittima e della particolare condizione in cui è maturato l'episodio delittuoso. Alessandro Ciappei, classe 1974, condannato alla pena di mesi 10 di reclusione per delitto di truffa commesso nel 14. Nell'adottare l'atto di clemenza per la pena residua da espiare, 9 mesi e 3 giorni di reclusione, il Presidente della Repubblica ha tenuto conto della modesta gravità concreta del fatto e dell'occasionalità della condotta illecita, del lungo tempo trascorso dalla sua commissione e della situazione personale del condannato, che risiede e lavora all'estero, ove ha ricostituito il suo percorso di vita. Gabriele Spezzuti, classe 1968, pena detentiva della reclusione espiata fino al 2014 e pena pecuniaria di 90.000 euro di multa per delitti in materia di sostanze stupefacenti commessi nel 2005. Nell'adottare l'atto di clemenza per la pena pecuniaria residua da eseguire, 80.000 euro di multa, il Presidente della Repubblica ha tenuto conto dell'avvenuta espiazione della pena detentiva, del lungo tempo trascorso alla commissione dei fatti, ai quali non è seguita altra condotta illecita, e delle disagiate condizioni di vita del condannato. E infine Hamad Abdelkarim Allah, nato nel 1995, condannato alla pena complessiva di anni 30 di reclusione per delitti di concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull'immigrazione per fatti avvenuti nel 15. Nel concedere la grazia parziale che ha estinto una parte della pena detentiva ancora da espiare, il Capo dello Stato ha tenuto conto del parere favorevole del Ministro della Giustizia, della giovane età del condannato al momento del fatto, della circostanza che nel lungo periodo di detenzione di oltre 10 anni sinora espiata dall'agosto del 15, lo stesso ha dato ampia prova di un proficuo percorso di recupero avviato in carcere, come riconosciuto dal magistrato di sorveglianza, nonché del contesto particolarmente complesso e drammatico in cui si è verificato il reato. Cioè è stato evidenziato anche dai giudici della Corte d'Appello di Messina, i quali, nel rigettare l'istanza di revisione per ragioni processuali, hanno sottolineato che per ridurre lo scarto indubbiamente esistente tra diritto e pena legalmente applicata e dimensione morale dell'effettiva colpevolezza, si può fare ricorso solo all'istituto della grazia, che consente di ridurre o commutare una parte della pena.
Questo io vi dovevo. Ma adesso, signore e signori, è il momento di Qui Europarlamento. Ragazzi, mandate la sigla, che così io poi presento il nostro intervistato. Prego. Qui Europarlamento. Oh, io vi ringrazio per aver mandato in onda la sigla e allora io adesso vi lascio al nostro ospite di questa sera, che è l'onorevole Aldo Patriciello, ovviamente del gruppo dei Patriots for Europe, della Lega, e vi ricordo che questo messaggio è finanziato col budget 400 del gruppo Patrioti per l'Europa e il Parlamento non è responsabile per i suoi contenuti. Andate pure, ragazzi. E allora io stasera ho il piacere di avere con noi l'onorevole Aldo Patriciello, che come sapete è europarlamentare per i Patriots for Europe, eletto ovviamente nelle file della Lega. Onorevole, allora intanto ben trovato e grazie del suo tempo. Le vorrei chiedere, so che ieri c'è stata, perché questo è uno dei suoi cavalli di battaglia, e cioè la tutela dei consumatori. Ieri c'è stato il voto della plenaria. Ecco, si è parlato di due diligence, si è parlato di meno burocrazia per le imprese. Questa è stata una battaglia nella quale lei si è speso molto. Sì, siamo veramente soddisfatti dell'accordo che è stato votato ieri in aula a Strasburgo. Finalmente abbiamo messo un freno alla follia burocratica che altro non faceva che far perdere tempo e denaro alle aziende europee e in particolar modo quelle italiane. Peraltro io ho scritto sui miei social che è stata una vittoria del da oggi le imprese dovranno fare soltanto gli adempimenti, quelle con oltre 1000 dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro. Le piccole imprese e le medie si possono concentrare a pensare allo sviluppo, alla crescita, che è poi l'obiettivo finale di questo accordo. E lo dico con molta onestà, anche per l'esperienza mia imprenditoriale, prima ancora che come politico. Non ha senso affogare nella burocrazia migliaia di piccole aziende che fanno già con grande fatica a reggere il passo con le pratiche sleali che oggi si confrontano con i cinesi. C'è poi da considerare, giusto per essere molto completo, che per ultimo un fatto che non è assolutamente secondario, cioè parliamo di numeri importanti. Abbiamo tagliato oneri per il 95% delle imprese, per un risparmio complessivo di oltre 800 milioni di euro. Insomma, noi vogliamo questa Europa, cioè l'Europa con meno burocrazia e più efficienza. Questa è la strategia della Lega e questi sono i progetti, i programmi che stiamo portando avanti, tutta la delegazione della Lega con grande forza. E oggi respiriamo un'aria che l'Europa, la Commissione, le istituzioni capiscono che le nostre battaglie sono state battaglie vere, battaglie fatte di concretezza, non di slogan. E questo provvedimento di ieri riconosce a noi altri questo risultato che è straordinario. Decisamente. Aggiungerei, immagino che lei avrà ricevuto probabilmente già dei commenti da parte degli imprenditori e immagino che le richieste tra l'altro siano state alquanto chiare. Tantissime, che è una battaglia nostra, una battaglia della Lega, è una battaglia di libertà per le imprese, di sburocratizzazione, una battaglia di quello che sono i nostri valori come Lega che stiamo portando avanti con forza. E questa è la cosa più importante. Senta, onorevole, accanto a questo c'è anche finalmente la rimozione di quell'assurdo divieto fissato all'anno 2035, quell'assurdo divieto di produzione e commercializzazione delle vetture con motore a combustione interna. Ecco, possiamo dire che il buonsenso sta tornando a fare da padrone in Europa? Assolutamente sì. Infatti sulla crisi dell'automotive purtroppo avevamo ragione noi. Siamo anni che diciamo che il passaggio forzato e totale sull'elettrico avrebbe favorito la Cina e indebolito l'Europa, e così è stato.
Ben venga quindi la marcia indietro della Commissione su questo tema, che è un tema che per noi è stato un tema di battaglia. A voce alta abbiamo gridato che bisognava fare marcia indietro. La notizia che la messa al bando dei motori diesel slitterà ben oltre il 2035 è la conferma che la nostra posizione era giusta. È un altro pezzo del Green Deal che è caduto, e mi creda, è una buona notizia per l'industria italiana. Sì. Non possiamo buttare a mare decenni di investimenti e di innovazione nei motori diesel per abbracciare soltanto l'elettrico. Anche qui, per esempio, serve buonsenso. È giusto fare una transizione verso un'economia che inquina di meno, ma tanto tempo, e dobbiamo dare tempo alle imprese che devono riprogrammare tutta la loro filiera di produzione. Cioè non si... Pronto? Sì, la sto ascoltando. Dicevo, non si cambia una strategia così impattante in pochi anni. Allora, ecco, per essere molto chiaro, dal punto di vista italiano c'è una strategia, una chiarezza che ci aiuta. Non dimentichiamo che gli stabilimenti Stellantis preoccupano non poco, perché è un pezzo di storia, non soltanto una storia industriale, ma una storia italiana per migliaia di famiglie che vedevano messo a rischio il loro futuro per loro e per i loro figli. Allora questa battaglia di traslare in avanti, di dare più tempo, è una battaglia straordinaria, importante che portiamo a casa. Cioè sono i nostri temi che abbiamo combattuto e abbiamo gridato sulle piazze, nel mondo industriale, nelle istituzioni per ottenere questo risultato, e oggi in qualche modo ci viene riconosciuto. Ecco, questa è la cosa, la notizia importante, che questa traslazione in avanti aiuta l'Italia, l'industria, l'occupazione, le imprese piccole e grandi, perché poi, per essere molto onesto, non è soltanto Stellantis come grandi industrie, è l'indotto che in Italia è ancora più forte, perché è fatta da migliaia di piccole e medie aziende, medio aziende, dove lavorano decine di migliaia, centinaia di migliaia di lavoratori con un know-how molto importante, che mantengono l'economia delle nostre realtà, dei nostri territori. Ecco, questa è un'altra conquista della Lega che possiamo dirci con molta onestà, ci possiamo tutti ascrivere al nostro merito. Indubbiamente. Onorevole, senta, tra le eccellenze italiane, la settimana scorsa abbiamo visto il trionfo della nostra cucina, che è stata dichiarata patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Ecco, anche questo rientra nella protezione dei consumatori, che, ripeto, è uno dei suoi cavalli di battaglia, proprio perché nel mondo con l'Italian Sounding ci sono mozzarelle che tu le chiami e anziché risponderti nel dialetto di Caserta, di Battipaglia, ti rispondono col dialetto di New York. E questo, l'Italian Sounding, è una grossa truffa ai danni del consumatore italiano, oltre che dei produttori. Certo, soltanto chi non ha mai messo piede in Italia si può meravigliare del riconoscimento dell'UNESCO. La cucina italiana è patrimonio dell'umanità da sempre, non da oggi. E che sia chiaro che questo riconoscimento ci rende particolarmente orgogliosi, perché celebra la nostra cultura, il nostro modo di vivere, insomma la nostra identità come italiani. Poi, se vogliamo essere, per così dire, un po' cattivelli, si potrebbe dire che questo è un sonoro ceffone a chi in Europa da anni promuove la farina di insetti o altre oscenità alimentari simili, che gridano veramente scandalo. O peggio ancora, si vorrebbero classificare i cibi non in base alla loro bontà, ma in base ad etichette e semafori che, guarda caso, lo dico a me stesso, penalizzerebbero la maggior parte delle nostre eccellenze gastronomiche, come il parmigiano, il vino, la mozzarella e tanti altri prodotti che sono la nostra vera eccellenza del nostro paese. Ecco, la verità è che la nostra dieta mediterranea è studiata ed apprezzata in tutto il mondo, perché coniuga il piacere del buon cibo
con la sacrosanta tutela della salute, che non è cosa di poco, soprattutto diciamo, per dare migliore salute a tutti noi, a tutti quanti. Ecco, questi sono i temi, l'importanza di questo riconoscimento che credo che l'Italia meritava e l'Italia ce lo siamo guadagnati. È un premio che abbiamo certamente meritato. Allora, onorevole, immagino che ora lei si ferma qualche giorno per Natale e poi nel 2026 quali saranno le sue battaglie? Ma c'è da lavorare molto. Come delegazione in Parlamento europeo teniamo tante battaglie da portare avanti, voglio approfittare di una delegazione molto coesa, fatta di un gruppo, diciamo, che rappresentiamo la Lega qui a Bruxelles, a Strasburgo, determinati a portare avanti tutte le nostre idee, i nostri valori, perché quello che abbiamo registrato in questi giorni, ecco, ci rendiamo conto che alla lunga le battaglie giuste, fatte nell'interesse dei cittadini, delle istituzioni locali, del mondo delle imprese, le battaglie fatte con grande correttezza, alla lunga raggiungono i risultati, perché sono i risultati che tempo ci vuole, ma che non possono non riconoscerci, perché sono le vere battaglie, le battaglie della ragione. Qui sono tanti temi che teniamo nel paniere per il 2026, lavoreremo sotto, terremo informato tutti gli amici, tutti coloro che vogliono sapere, e i nostri uffici di Bruxelles e di Strasburgo, di tutta la delegazione, sono aperti a qualsiasi informazione, a qualsiasi istanza e a qualsiasi voglia di curiosità nel sapere. Molto bene, allora buon lavoro e buon saluto. Grazie, auguri a tutti. Grazie, grazie ancora. Auguri. Qui Europarlamento. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Non restare chiuso qui, pensiero, riempiti di sole, vai nel cielo, cerca la sua casa e poi sul muro scrivi tutto ciò che sai, che è vero, che è vero. Sono un uomo strano ma sincero, cerca di spiegarlo a lei, pensiero. Quella notte giù in città non c'ero, male non ne ho fatto mai, davvero, davvero. Solo lei nell'anima è rimasta, sai, questo uomo inutile, troppo stanco ormai. Sono tu pensiero, vuoi fuggire, la sovremo morbida, accarezzerai. C'è sulla montagna il suo
Antonino, di nuovo a te la linea. Non restare chiuso qui, pensiero. E niente, poi mi parte la radio libera locale quando sento sta canzone. Erano i Pooh con Pensiero. A noi grazie a 1971, amiche e amici miei, alle 19, 4 minuti e 10 secondi, qui sulle magiche onde di Radio Libertà con Zoom, puntata numero 1104 di oggi, lunedì 22 dicembre dell'anno del Signore 2025. Orbene, perché questo pezzo? Perché tra una decina di minuti daremo la parola a Maurizio Bolognetti, che ci racconterà il suo sit-in alla sede regionale della RAI in Lucania, perché quest'uomo, insomma, Conoscere per Deliberare, ha avviato una lotta non violenta, guida l'Associazione Radicali Lucani, che non è un partito, quindi vi ci potete tranquillamente iscrivere, non fate peccato, non venite candidati a niente, nemmeno al posto di condomino, di capocondomino. Per cui, voglio dire, un signore che chiede soltanto un po' di spazio presso il servizio pubblico per esprimere le sue ragioni a favore del sì al referendum sulla separazione delle carriere. Per quale motivo non glielo danno? Per quale motivo? Lo vorremmo capire. Cioè, non è che sta chiedendo chissà che cosa, d'accordo, la campagna elettorale ancora non è cominciata, tutto quello che volete, ma mi pare che dopo l'assoluzione di Matteo Salvini confermata in Cassazione, noi si sia già in campagna elettorale di fatto per questo referendum, che come sappiamo si terrà nella primavera del nuovo anno. E allora per quale motivo non dare questo spazio a questo signore che, ripeto, ha fatto e sta facendo una proposta e una protesta non violente, rischiando la sua stessa salute, non è un giovanotto di primo pelo, per cui quando lui fa queste cose rischia e comincia a essere un rischio non facile da sopportare. Per cui, a maggior ragione, voglio dire, che cosa ci vuole a dargli un microfono, fargli dire per quale motivo lui sarebbe a favore del sì e mandare in onda un servizio di 3 minuti. Cioè, non è che stiamo parlando di chiedere a un signore di far netificare sul terrapiattismo. Stiamo chiedendo a un signore di parlare di un tema che riguarda tutti noi e riguarda la giustizia. Comunque, affari della RAI Lucana. Io faccio la mia radio e quindi, a maggior ragione, tra qualche minuto darò spazio a Maurizio, che tornerà a raccontarci il motivo della sua protesta e proposta, mettiamola così. Ovviamente sotto il segno della non violenza, che è tipico di tutti i radicali che si riconoscono in quello che Marco Pannella ha fatto in questo paese. Roberto Gervaso nel 1981, in un libro che si chiama Spiedi e Spiedini, scrisse di lui: in un paese di ghiri un picchio come Pannella ci voleva. Si poteva essere d'accordo o no con Pannella, con le sue proposte, con le sue idee, ma è stato certamente un signore che è stato un po', come dice Socrate di se stesso, se non sbaglio, nella sua apologia: io volevo essere un tafano o tafano per la democrazia ateniese e stimolarla. Ecco, Pannella ha cercato di essere la stessa cosa per la democrazia italiana. E allora, a maggior ragione, date per favore una voce all'amico Maurizio Bolognetti, che non fa male alla salute, non ruba niente a nessuno e non crea nessun problema, e garantisce quel pluralismo e quella pluralità di espressione che la Costituzione più bella del mondo garantisce con l'articolo 21, che è quello che dà il pane all'onorata famiglia dei giornalisti e di chiunque esprima il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Prima di arrivare tra 6 minuti alla messa in onda di questa lunga conversazione, infatti noi ci saluteremo con questo faccia a faccia con l'amico Maurizio Bolognetti, diamo un'altra occhiata alle agenzie. E allora, vi dicevo, l'ANSA apre con i 5 provvedimenti di grazia firmati da Mattarella. Abbiamo la manovra al Senato, lavoratori sottopagati, arriva una norma salva imprenditori, la Schlein, colpo di mano gravissimo sui diritti. Ucraina, auto con 300 grammi di tritolo esplode a Mosca, muore il generale dello Stato Maggiore.
Circondato e minacciato, vi ho letto la notizia dall'ADN Kronos, 15enne aggredita e rapinata a Milano, arrestati 4 giovani. L'allarme, l'esplosione di un razzo SpaceX ha messo in pericolo 3 aerei un anno fa. I velivoli hanno attraversato una zona temporaneamente vietata per i detriti. L'azienda di Musk avvertì solo dopo 15 minuti. E poi i dati Istat, sempre meno persone vogliono avere un figlio in Italia, calo dal 25 al 21% in un anno, in un caso su 3 per motivi economici. Regno Unito, niente social under 16, Londra esamina il modello Australia. Ecco, questa è una storia abbastanza curiosa. Perché? Perché come è nato questo divieto degli under 16? C'è stato un libro di uno psicologo americano il quale sostiene che la cura per evitare di avere degli adolescenti stressati e che non crescono col giusto ritmo sarebbe togliergli i social. La moglie del premier del Nuovo Galles del Sud, una delle province che forma l'Australia, ha finito di leggere questo libro e ha detto al marito: guarda che in questo libro si afferma questa teoria, vedi che cosa devi fare. Da qui è nato questo movimento e questa proposta di legge, su cui Anthony Albanese, il premier australiano, perché l'Australia è una federazione, uno stato federale, esattamente come il Canada, anche se il capo dello stato è il re d'Inghilterra, che in questo caso è il re di Australia, però sono tutta una serie di province, governi provinciali, e poi c'è il governo federale a Canberra. Albanese, che è il premier dell'Australia, si è buttato a capofitto su questa legge, l'ha fatta approvare prima delle elezioni che nel maggio scorso lo hanno confermato alla guida dell'esecutivo australiano, e la legge è andata in vigore una decina di giorni fa, quando è stato il 1° di dicembre. Sapete l'efficacia di questa roba, quant'è durata? Provate a dire. La CNN dice che è durata poco meno di 48 ore. E sapete perché? Perché i ragazzi, che non sono scemi e che ormai sono nativi digitali, appunto, nascono con la tecnologia nella culla, hanno semplicemente rifatto l'iscrizione ai social con un'altra età. Oppure hanno chiesto ad amici, diciamo, già maggiorenni o sopra i 16 anni di iscriversi, ma usavano loro gli account, oppure ancora avevano già messo un'età avanzata quando si sono iscritti per la prima volta ai social e quindi il divieto non li ha toccati. Da notare che mentre tutti questi soloni godevano che era entrato in vigore il divieto, e poi là l'inviato della CNN intervistava questi ragazzi sotto uno dei ponti più importanti di Sydney, questi 10-15 anni, che gli raccontavano come erano riusciti a fregare la legge e ad aggirarla bellamente impipandosene. Ecco, ora vedrete che questa roba tenteranno di applicarla nel Regno Unito e poi vedrete che la proporranno anche in Italia. Io mi auguro di no, perché non dobbiamo difendere i nostri figli dai social, noi dobbiamo insegnare ai nostri figli come si usano i social e quali sono i rischi, anche perché se tu vieti loro Instagram, Reddit, Facebook, TikTok, X, che sono comunque leciti e che sono conosciuti da tutti, tu li spingi verso quella parte oscura del web dove puoi comprare un neonato, o comprare roba pedofila, o puoi comprare della droga o delle armi, e non risolvi niente perché non li aiuti i ragazzini, anzi. Purtroppo, sapete, questo è come quei geni che quando c'è un attentato, una cosa la prima cosa che dicono è: dobbiamo togliere le armi a tutti quanti, che è come dire: beh, se abbiamo dei mali pensieri bisogna togliere il cervello a tutti quanti, e allora così l'abbiamo risolto il problema. Questa è la società che sta venendo fuori, ragazzi, facciamo attenzione perché qui stiamo veramente rischiando. Un conto, non può essere lo Stato a farti da madre, non può essere lo Stato a dirti questa cosa no, e siamo sempre lì. Allora, i social sotto i 16 anni no,
cambiare sesso a 13 sì. Andare in galera perché a 15 anni minacci un ragazzino di morte e ti fai dare i soldi, eccetera, eccetera, no, vai con la legislazione minorile e tutto il resto. Ma i social no. Non lo so, io vedo veramente un Occidente che si sta, posso dirlo, chiedo scusa alle signore che mi stanno ascoltando perché non è una parola, un verbo molto salottiero, ma lo dirò. Questo è un Occidente che si sta rincoglionendo alla grandissima, gente. Ma veramente, cioè qui anziché andare all'essenza, alla sostanza delle cose, ci perdiamo in tante e tali di queste cose. E vedrete che l'Europa, che ha questa mania di disciplinare qualsiasi cosa, prima o poi adotterà un provvedimento di questo genere. Vedrete, vedrete. Va bene, adesso parola a Maurizio Bolognetti, io vi ringrazio, vi saluto, ci ritroviamo domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà, e c'è dopo il faccia a faccia con Bolognetti avremo Edoardo Vianello sul cocuzzolo della montagna, anno di grazia 1963. Grazie per essere stati con noi, ricordate che the best is yet to come. Avete visto che lo dice anche Trump nei suoi post? Già, capace chi ascolta Zoom magari. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera, andate pure ragazzi. E allora io mi ritrovo con Maurizio Bolognetti, segretario dei Radicali Lucani, perché il nostro Maurizio ancora una volta sta combattendo questa benedetta battaglia per conoscere, per deliberare, come diceva il presidente Einaudi, e però vedo che dalle parti della RAI lucana mi sembra che facciano un po' orecchie da mercante. Ti ho visto sfolgorante vestito da Babbo Natale, ma tu non ne hai la pinguedine, ahimè, per tua fortuna, diciamo pure, mentre andavi a incatenarti lì alla sede a Potenza. Poi ho visto che è arrivata la Digos. Che è successo? Chi è arrivato? Scusami, che è capitato? Ma io ti ringrazio davvero di cuore, Nino, e ringrazio te, ringrazio Radio Libertà per questa preziosissima opportunità. Che cosa è successo? È successo che io ho rinunciato, intanto ho sospeso i 32 giorni, prendendo al volo delle due dichiarazioni, una dell'assessore regionale Cosimo Latronico e l'altra del professor Sergio Tanzarella. Ho detto sospendo tutto. Però ho detto non sospendo l'azione, ovviamente. Userò altri mezzi, per esempio la disobbedienza civile, perché era quello l'intento. Ovviamente ho avvisato, come faccio sempre e come ogni persona rispettosa delle regole dovrebbe fare, perché noi non siamo di quelli che vanno a fare le manifestazioni così. No, io avverto la questura, avverto la Digos, avverto il prefetto, avverto magari anche il Ministero dell'Interno. Vado lì, andiamo lì, solito megafono, citofono, alla prima citofonata la guardia giurata, io dico voglio parlare col direttore, mi risponde, al che mi è venuto anche un po' da ridere, ti confesso, perché io a un certo punto ho detto vabbè, allora io scavalco, cioè io chiamo la Digos, gli stavo per dire, veramente li ho chiamati io, e quindi vabbè, mi sono a un certo punto incatenato, sono arrivati gli agenti della Digos che conosco da tempo, e devo dire che quando hai a che fare con persone che sanno gestire le situazioni, tu non devi temere. Ovviamente loro fanno il loro dovere e io li apprezzerò sempre, gli manifesterò sempre la mia stima e addirittura gratitudine, perché fanno il loro lavoro, e quindi io rispetto chi fa il suo lavoro. Mica sono di quelli che il poliziotto no, i poliziotti fanno quello che devono fare, certo. Amici, se no certo. Quindi a un certo punto, durante il corso di una manifestazione che è durata 3 ore, arrivano 2 carabinieri in divisa, io credo chiamati, presumo, da persone esterne, entrano nella sede RAI. Dopo un po' parte una telefonata, adesso non ricordo da chi, ma a me sembra rivolta al questore,
e i due carabinieri vanno via. Via. Al posto dei due carabinieri in divisa arrivano un capitano dei carabinieri e un maresciallo dei carabinieri. Nel frattempo io avevo trovato il modo di scavalcare attraverso l'entrata dell'Agenzia regionale per l'ambiente, che è adiacente alla RAI, avevano il cancello aperto. Ho preannunciato agli agenti della Digos e a chi era presente che avevo intenzione di violare quella che loro ritengono proprietà privata, e magari hanno ragione, e quindi ho scavalcato con il pacco dono che volevo consegnare alla redazione, con cenere e carbone, lo possiamo dire. E niente, ho scavalcato e ho praticato quella che si chiama resistenza passiva. Sono andato a sedermi davanti all'ingresso della RAI, non ero armato, non avevo una carica di tritolo, non avevo intenzione di distruggere la sede della RAI, anzi biasimo fortemente coloro che usano questi mezzi violenti, oppure di assaltare la sede della CGIL o non so cosa. No, niente di tutto questo. È non violenza, è satiegrà, no, è questo. È che lo vogliano capire o meno. Inizia a quel punto un fitto conciliabolo sia con il capitano dei carabinieri, sia con gli agenti della Digos, per loro tentare di convincermi ad uscire, io ad insistere sulle mie posizioni, manifestandogli che comprendevo le loro, chiaramente, però lì sono restato. Quando a un certo punto arrivano dei 4-5 poliziotti in divisa. Non lo so chi li ha chiamati. Comunque erano lì, anche loro a fare il loro lavoro. Gli dice: signor Bolognetti, un'ultima volta il capitano tenta di convincermi. Signor Bolognetti, allora lei, dico, capitano, io non posso, non posso. Io resterò qui, spostatemi voi. A questo a un certo punto vengo preso per il braccio, ma era un gigante, ma preso per il braccio così, me lo sta, glielo dico, io ti voglio tanto bene, ma me lo stavi staccando il braccio. A quel punto interviene il capitano dei carabinieri. Interviene il capitano dei carabinieri e ferma il tentativo di spostarmi a braccia, tenendo presente che tra l'altro questo avrebbe, secondo me, inevitabilmente comportato dei danni, perché ci sono delle scale, quindi insomma era un po' complicata la situazione. Ed è a quel punto poi che iniziamo a chiacchierare, anche amabilmente in qualche caso, nel mio costante tentativo di spiegarmi e di spiegare. Forse mi illudo, ma a volte no. A volte capita di incontrare uomini, tant'è che a un certo punto ho detto al capitano dei carabinieri: sa, capitano, io la parola capitano mi ricorda sempre il film di Leonardo, tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta. Il primo capitano, ovviamente. Il capitano Bellodi. Il capitano Bellodi, esattamente. E quindi tu avrai letto, io anche ho scritto quello che ho scritto, insomma, su gli ufficiali dei carabinieri e della Digos. E a quel punto poi parte, insomma, il tentativo, sembrerà incredibile, di intermediazione messo in campo in particolare dall'ufficiale della Digos per far sì, perché io faccio presente, dico: sentite, io non consegno una guardia giurata, io voglio confrontarmi con un giornalista, se è caporedattore meglio ancora. Mi parte un'azione di intermediazione, conciliaboli, a un certo punto convincono il direttore, il caporedattore per meglio dire, perché le sedi grandi hanno i direttori e i vice direttori, credo di aver capito, a venire perché non era presente in sede. Parentesi, in tutto questo vorrei farti notare il paradosso. 3 persone, di cui un manifestante e 2 collaboratori che filmavano, ma diciamo
un Babbo Natale radicale ha indotto un'intera redazione a barricarsi e a non uscire da quella sede per oltre 3 ore. Al che, a mo' di battuta, mi è venuto da dire: ma se la prossima volta, perché ti assicuro che ci sarà una prossima volta, io vengo con la tenda canadese e mi accampo fuori, voi che fate? Passate il Capodanno, l'Epifania, il Carnevale là dentro, perché se ci resto non uscite più a quel punto. Vabbè, insomma, arriva il dottor Cosentino, ci confrontiamo, lui tenta di dire ciò che non sta né in cielo né in terra, tant'è che l'ho invitato pubblicamente e de visu a fare una cosa semplicissima. Guardiamo le edizioni del TGR degli ultimi 3 anni, ci metteremo tempo, ma ci accorgeremmo di che tipo di informazione avete fatto. Va bene, lui dice la sua, io dico la mia, ci salutiamo più o meno cordialmente. Ciò che mi ha davvero, però, francamente, a questo punto io non so cosa pensare, o forse lo so. Dopo un po', mentre ci torniamo verso Latronico, dove vivo, ai confini, tra l'altro, della Calabria, terra a te cara, provo a chiamare Cosentino. E secondo voi, amici di Radio Libertà, caro Nino, Cosentino risponde? Avrà risposto. Ma manco per niente. A quel punto gli mando, perché io sono un testardo, io ci provo a trovare una breccia per dialogare, anche piccola, e quindi gli mando dei messaggi. Non risponde e ha continuato a non rispondere, finché, in maniera anche, devo ammettere, a brutto muso, ma non credo di aver detto niente di falso e niente di offensivo, francamente. Credo di aver descritto piuttosto dei fatti, a dire il vero anche un po' inquietanti, se mi consenti, perché ho l'impressione che quella mattina qualcuno ci abbia provato, non riuscendoci, a far sì che il sottoscritto non venisse semplicemente rimosso, come dire, no? Ma che venisse portato via, non so verso quali lidi, ma proprio portato via, e potrei presumere che qualche vocina o manina interessata abbia descritto la mia presenza come quella di un pericoloso terrorista. Chi seguiva la trasmissione, perché siamo andati anche in diretta opportunamente, ha fatto battute del tipo: ma nemmeno se ci fosse Matteo Messina Denaro là fuori, nemmeno se ci fosse un gruppo di terroristi affiliati alla jihad islamica, e tutto sommato come facciamo a dargli torto? Perché insomma, però io credo che qualcuno ci abbia provato, ecco, e questa è stata una cosa francamente che ti lascia l'amaro in bocca, che ti dispiace, perché non pensi che si possa arrivare a tanto, e se me lo consenti, a tanta violenza. E allora vedi, quando io dico, amici, c'è quell'articolo del codice penale saggiamente introdotto dal nostro legislatore: chiunque con violenza, minaccia, inganno, eccetera, eccetera. Forse non sono molto lontano dalla realtà. Quel che posso aggiungerti, e poi mi fermo, è che ieri ho ritenuto opportuno, sempre coltivando la speranza e provando ad essere speranza, mi sono rivolto di nuovo a quella commissione bicamerale che dovrebbe vigilare sui servizi radiotelevisivi e che però non si riunisce e che però non risponde, in primis, io direi, nella presidenza che è in capo a un rappresentante del Movimento 5 Stelle, che è la senatrice Barbara Floridia. Staremo a vedere se questa volta avranno qualcosa da dire.
anche perché gli ho anche inviato un paio di link video che mi auguro vorranno guardare con grande attenzione. E poi ho scritto anche al ministro Piantedosi, perché ti dirò, io ho stima, sto seguendo come si muove il ministro Piantedosi, credo che ne abbiamo parlato anche con te, anche in Camera Caritatis probabilmente, credo che sia persona che è stata sul campo e quindi conosce le cose e quindi sa come le cose vanno affrontate. E allora, quando parli con questo tipo di persona a cui viene affidato un incarico importante e delicato, sai che stai parlando con qualcuno che è in grado di capire. Senti, vogliamo ricordare, posto che la Rai Lucana, se vuole, può replicare come meglio crede, quando vuole, ma vogliamo spiegare ancora una volta ai nostri ascoltatori perché hai fatto tutto questo? Cioè, tu cosa vuoi? Cosa Guarda, vuoi che facciano questi signori per te? Per noi, se me lo consenti, per noi, per i cittadini, per me anche come soggetto, rappresentante di un soggetto politico, certo, ma in primis io direi per onorare un diritto che è di voi tutti. E sottolineo, Nino, non per essere megalomane, certo il TGR Basilicata, ma a questo punto io direi la RAI in toto come servizio pubblico, perché vorrei ricordarti che sulla vicenda Gaza, per il semplice fatto di essermi esposto esprimendo le mie opinioni, credo anche in maniera articolata rispetto a certi, verrebbe a volte da definirle sceneggiate anche da incoscienti, un giornalista di Rai News mi ha definito complice di un genocidio. Io ripeto, amici di Rai News, sto aspettando che a questo punto mi portiate davanti al Tribunale Penale Internazionale. Se sono complice di un genocidio, ovviamente non ho potuto replicare in nessun canale Rai. Beh, ci mancherebbe, me le tengo. Segnatamente in questo momento, e fermo restando tutto un pregresso che è fatto, consentimelo, di censura, manipolazione, rimozione, negazione di conoscenza, che va avanti da anni, sostanzialmente, laddove darmi il microfono, per esempio, dice non sia mai gli diamo il microfono, chissà che succede. Sto chiedendo. C'è un'associazione politica a tutto tondo che opera da anni per onorare alcune cose, non è un'associazione che statutariamente, tra l'altro, si presenta alle elezioni, è scritto nello statuto, potremmo definirla politico-culturale, chiamala come vuoi. Questa associazione ha lanciato un manifesto appello. Su cosa? Sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, che a noi pare che nella formulazione adottata da chi si è assunto la responsabilità dopo 40 anni e passa di introdurre questo provvedimento, separazione delle carriere, estrazione a sorte dei membri del CSM, Alta Corte di Giustizia. Tra l'altro sottolineo, leggetevelo il testo, tutto è migliorabile, tutto. Però ci sono anche delle opportunissime limitazioni a carico di coloro che avranno l'onore di essere sorteggiati, cioè per esempio non potranno essere consiglieri parlamentari, dovranno sospendere le loro attività. E dico che questa è una cosa saggia, come è bene aver introdotto il sorteggio come sistema, come dire, per depotenziare ciò che ha un po' avvelenato il clima, un poco, parecchio il clima all'interno di quello che è un organo costituzionale CSM. Allora, c'è un manifesto appello in cui si dice: signori, noi siamo d'accordo, questa riforma va sostenuta, sì, tutta la vita, perché se perdiamo questo treno, io non credo che succederà. Confido nel popolo italiano,
non ci sarà il quorum, e verrebbe da dire meno male, perché è un referendum confermativo costituzionale. Però questo è un treno che non possiamo perdere, e non è chi la vuole prendere così e la vuole mettere su questo piano e vuole tradurre il tutto in un referendum contro il governo, oppure con altre cose che sono delle autentiche sciocchezze, evidentemente devono aver letto male. A iniziare, l'articolo 104 non cambia di una virgola nel suo incipit, quindi di che stiamo parlando? Allora noi siamo per il sì e stiamo provando a batterci per il sì. E alla RAI ho detto: scusate, ma pare che c'è stata una notizia, anche perché oltre a essere mandato documento dell'associazione che rappresento, quel documento è stato firmato anche da personalità di un certo spessore, oltre che da cittadini comuni. Per me questa è una notizia. Dopodiché a me sembra di poter dire, ma tu puoi darmene conferma, sì, la campagna elettorale sul referendum inizierà tra qualche mese, settimana, ma già siamo in campagna elettorale, signori. Certo. Sono dibattiti un po' dappertutto, e non ho capito, in tutto questo evidentemente l'unica opinione, magari un po' più articolata su certi aspetti, che non può essere ascoltata, è quella dell'associazione che rappresento. È davvero curiosa sta storia. Ma vorrei capire per quale motivo non dovreste avere diritto a 5 minuti del prezioso tempo della RAI pagata col canone di tutti i cittadini per Lo hai sentire detto. tutto questo, perché vorrei anche ricordare a chi mi ascolta che la Corte Costituzionale, nella storia costituzionale di questo Paese, ha più volte parlato della RAI come organismo che in quanto tale, in quanto servizio pubblico, dovrebbe dare voce alla pluralità delle opinioni. Visto che stiamo per entrare nel 2026, che saranno i 50 anni dalla leggendaria sentenza 202 che il 28 di luglio creò, o meglio, liberalizzò le radio libere. Questa radio esiste proprio grazie alla sentenza 202 della Corte Costituzionale, anno di grazia 1976. Allora, a maggior ragione io dico, la RAI, ribadisco, è sempre stata, malgrado la libertà d'antenna e tutto il resto, indicata dalla Corte Costituzionale come realtà che ha il compito di garantire la pluralità di espressione dei cittadini. Vorrei capire per quale motivo l'Associazione Radicali Lucani, che non è un partito, che non si presenterà alle elezioni, che non ha un consigliere regionale, un consigliere in un comune, nemmeno un capocondomino, ecco, per quale cacchio di motivo non ha diritto a 5 minuti di tempo, ribadisco, pagato con i soldi dei cittadini italiani, per poter esporre le sue opinioni. Punto. Guarda, Nino, e credo che questo non riguardi certo solo il sottoscritto, se no peccherei anche, oddio, l'umiltà a volte è qualcosa che mi riesce difficile da praticare, lo ammetto. Io temo che in generale, ma questo non riguarda solo l'Italia e non è questione solo di adesso, che qui risulta sempre più faticoso compiere lo sforzo di provare ad alimentare il pensiero e ad articolare quel pensiero. Risultano più facili le semplificazioni, risulta più facile viaggiare su binari prestabiliti. Io ho il timore che il pensiero faccia paura, come può far paura un Mascheroni che possa piacere o meno. Dalle pagine del giornale cura la sua rubrica Giù la maschera, e che devo dire tra l'altro è esilarante in molti casi. O come, non te lo dico e te lo ribadisco, leggere il libero pensiero di Antonino Danna dalle pagine del giornale che ti ospita, che credo sia Italia Oggi, giusto? Sì, certo. Dove insomma mi sembra di poter dire i pensieri che esprimi non sono esattamente, come dire, politicamente corretti
fatti oppure in linea con certe narrazioni. Allora io temo che il problema sia questo. Certo, io temo anche che ci sia poi a margine una conventio excludendum, se vuoi, che nasce dal fatto questo qui va fatto fuori. Va fatto fuori, io non so perché ci sono ancora, probabilmente, anzi sicuramente grazie a quelli come voi, riesco a esistere, perché se no sarei ridotto a un fantasma. Ormai non le conto le testate che hanno messo al bando il mio nome. Non credo di essere francamente l'ignoto numero uno, perché per 30 anni e passa penso di poter dire sono stato una delle voci più note di Radio Radicale. Credo che i colleghi mi conoscano anche in veste di giornalista. Forse è un problema, potrebbe anche essere un problema, oltre che in veste politica. Vabbè, in ogni caso, volendo allargare lo spettro, io qui stiamo attenti, amici tutti, perché questa si chiama Radio Libertà. Ecco, appunto, io domenica ho seguito un bellissimo concerto che nella Basilica Pontificia Minore di Sant'Egidio, concerto natalizio molto bello. Tra l'altro invito gli amici di Radio Libertà, se vogliono, a seguirlo sul mio canale YouTube. È stato evocato a più riprese Giovanni XXIII, Pacem in Terris. Guardate che democrazia, libertà e qualche altra cosetta, se non ci sono, mi sa che è difficile avere la pace, ed è su quello che dobbiamo lavorare. E a me sembra che stiamo in questo mondo andando in direzione esattamente opposta, e la cosa è molto preoccupante. Le cose sono complicate, non complesse, no, complesse, scusami, complesse, non complicate. Noi dovremmo provare a nutrire la complessità nella speranza, è così, che ci si capisca, che nasca il pensiero, lo scontro, il confronto. Ho l'impressione che tutto questo non lo si voglia. A me spiace sentirti dire queste cose, perché insomma dovremmo costruire una società nella quale c'è dibattito. L'Occidente è nato dal dibattito, è nato dalle bevute a tarda notte di Socrate e colleghi che immaginavano uno stato ideale o che discutevano sulla vita, sull'uomo, le donne, tutto quello che c'era. Se questo non c'è più, l'Occidente muore, l'Occidente finisce. E non so se questo faccia bene al nostro Occidente. Mi lascia un po' perplessa la tua espressione, mi vogliono fare fuori. Non credo che ci sia qualcuno che ti voglia sparare, grazie a Dio. No, non fisicamente, per il momento. Precisiamolo a scanso di equivoco e querela, perché sai com'è. Ma fare fuori significa, lo dico, correggimi, se sbaglio mi corrigerete, disse Giovanni Paolo, era lui che quando si affacciò al balcone di San Pietro, Giovanni Paolo II, e si presentò magnificamente. Ecco, se sbaglio mi correggerai, ma io credo che tu abbia anche una storia, un background, dicono gli inglesi, scusami se pronuncio male, socialista? Diciamo che simpatizzo per Bettino Craxi, vabbè, mi fa simpatia lui. Ma basta, perché Bettino Craxi, per quanto mi riguarda, che ne vogliono dire gli altri, per come la vedo io, per Bettino Craxi la parola statista la spenderei. Ecco, volentieri la spenderei, per qualcun altro magari decisamente meno. Allora, io ieri mi sono esercitato, e quando tu ti eserciti in questo, ho provato anche a farlo nutrendo il massimo, come dire, di prudenza, tra virgolette, nel riflettere sulla parola pace e tutto il resto. E ho ricordato alcune cose. Ho ricordato il secondo conflitto mondiale, lo sbarco in Normandia, il sangue versato per liberare l'Europa da alcuni totalitarismi, perché poi ce ne sono stati altri che però stranamente vengono dimenticati, diciamo.
sono di serie B, anzi non esistono per qualcuno, sarà perché se hanno il marchio di sinistra, non lo so. Io, per me sono totalitarismi e basta, sai quanto me ne frega. E poi voglio dire, state attenti, e non è razzismo, non neghiamo a noi stessi la possibilità di respirare. Quando qualcuno teme, e non sto generalizzando, perché sono convinto anche nel mio paese che ci siano tanti praticanti della religione musulmana che sono tutt'altra storia, che non... Però io ho l'impressione che questa Europa, se non sta adeguatamente attenta, rischia di ospitare quinte colonne con le quali ben presto, se non già ora, ci ritroveremo a fare i conti. Ora io mi rendo conto che per certi ambienti fare un'affermazione del genere, come minimo ti crocifiggono o dicono che sei razzista o non so cosa. E però vi rendete conto che c'è un elemento che non solo di armi, ci sono anche altre armi molto pericolose e perniciose, che sono armi ideologiche, di chi ha l'obiettivo di magari distruggere ciò che siamo o che dovremmo essere e rappresentare con la nostra millenaria storia come Europa. Con chi mi sono confrontato di parte socialista, che si era opposto a inserire, diciamo, nella Costituzione europea il riferimento alle radici cristiane, io mi sono permesso di dire che secondo me no, ha sbagliato ad opporsi quel riferimento, perché non inserirlo, francamente? Allora, noi dobbiamo essere, come vogliamo dire, buoni, certo, ci mancherebbe, dobbiamo nutrire la carità, l'empatia, certo, però dobbiamo stare anche attenti, perché non vorrei che un domani ci dovessimo confrontare nell'illusione che tutto ciò che abbiamo guadagnato, democrazia, libertà, eccetera, anche se la stiamo un po' demolendo questa roba, venga messa sotto scacco da chi non ne mastica troppo di questa roba. E con questo dobbiamo chiudere perché il tempo è finito, però io ti voglio ringraziare e augurarti buon Natale. Io ti ringrazio, Nino, e ti auguro a te, agli ascoltatori di Radio Libertà, a voi tutti, buon e santo Natale. Dal cocuzzolo